Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Per ricominciare un ciclo di appuntamenti importanti, perché lo spazio che la rete ci dà, la relazione giornalistica relativamente a quello che noi riteniamo essere un possibile motore propulsore importante per lo sviluppo di questo nostro territorio, di questa nostra regione, ricominciamo a parlare di cultura con degli appuntamenti che saranno a cadenza settimanale e che coinvolgeranno i protagonisti assoluti di quello che è il fare e produrre cultura in Calabria. Cosa sarebbe questa nostra vita senza la musica? La musica è qualcosa che ci accompagna da quando nasciamo fino all'ultima esalazione del respiro, perché è qualcosa che poi caratterizza la nostra vita, che denota e connota i momenti positivi, i momenti più allegri, ma anche i momenti più tristi, i momenti in cui ci si innamora, i momenti in cui ci si riflette, si studia, si pensa, e in ogni caso è sempre la colonna sonora che ci accompagna per l'appunto durante l'arco della nostra per l'appunto permanenza in questo mondo. E il primo appuntamento di proscenio riguarda un appuntamento anche importante che si svolgerà da qui a poco. La data è il 23 maggio, perché bisogna cominciare da qui. Ed è un appuntamento che parla molto di Sud, utilizzando due grandi comunque autori che saranno presenti all'interno del concerto, ma che è il connubio, il matrimonio tra un'orchestra giovanile che ha vinto diversi premi, si è affermata, ma soprattutto che sta crescendo grazie anche a un progetto culturale importante di cui parleremo da qui a poco, ma che vede protagonista una pianista importante, una donna importante, ma soprattutto un'artista strana, nel senso che la sua vita è caratterizzata da diversi tipi di situazioni e che scopriremo, insieme a voi, da qui a poco. Salutiamo Ingrid Carbone. Ciao Ingrid. Buongiorno, buongiorno. E allora parliamo con te di questo Bach e Vivaldi, lezione concerto sulla musica dell'epoca barocca. È un appuntamento importante, è una lezione concerto che nasce ed è pensata all'interno del Teatro Auditorium, una struttura importante dell'Università della Calabria, ma che comunque, oltre a essere rivolta a coloro i quali sono i fruitori primi, no? Gli studenti del DISU, e quindi guidati da Egidio Pozzi, di cui parleremo tra un po', è aperta anche a un pubblico, a un territorio. Sì. Due grandi autori, poi questa orchestra importante. Sì, è un'iniziativa sicuramente lodevole, che combina una serie di circostanze che dovrebbero un po' suscitare una qualche attenzione. C'è questa orchestra, questa Soundif, questa orchestra pugliese, un'orchestra giovanile, che non vuol dire però orchestra composta da studenti, è giovanile nel senso che è composta da musicisti e ricercatori del Conservatorio di Bari, quindi professionisti affermati, ma giovani professionisti, un'orchestra giovane di età, giovane anche di nascita, perché appunto, come diceva prima il dottor Vincenzi, è un'orchestra che è nata da poco, che però sta avendo un grande successo nel territorio, e ha deciso di coinvolgere me come solista, e l'università ha sposato questa iniziativa, che è un'iniziativa diciamo principalmente di divulgazione musicale, di divulgazione culturale, proprio perché le occasioni da noi sono poche, e il fatto che l'università si sia resa disponibile ad ospitare un concerto di musica barocca, quindi non un concerto, come dire, un concerto che magari può attirare grandi masse, ma certamente un concerto che evidenzia un interesse nei confronti di una musica forse
poco suonata, poco divulgata ed è un'occasione importantissima per il territorio. Ma guarda, io ti interrompo un attimo, al di là di tutto, io ritengo che poi il classico è qualcosa che fa un po' paura, no, alle persone, perché è una questione di abitudine. In realtà un artista, quando si forma, deve necessariamente partire dallo studio dei classici, in qualsiasi tipo di disciplina, per cui tutto quello che poi diventa nel corso degli anni, dell'evoluzione o involuzione, qualsiasi altro tipo di forma, la musica che si comincia a studiare è necessariamente quella. Assolutamente così, mai come nella musica è vera questa affermazione, perché non si possono capire i moderni, non si possono interpretare i moderni, non parlo dei contemporanei, ma già non si può arrivare all'Ottocento se non si parte dai classici, per cui la formazione con Bach, Scarlatti, italianissimi, il Clementi per esempio, la tecnica di Longo che è un nostro conterraneo nato ad Amantea. È chiaro che la formazione classica è la base per una qualsiasi carriera, non solo per i pianisti, per qualsiasi tipo di strumentista. Senti, accorciamo le distanze, no? Diamoci un po' del tuo, anche perché secondo me poi funziona anche rispetto a chi ci guarda da casa. Volentieri. E apriamo questa nostra conversazione intimistica, privata, ma che parla, che coinvolge, che tende a coinvolgere tutti quanti in questa data precisa del 23 maggio che poi continueremo a pubblicizzare nel corso di questo nostro appuntamento. A 21 anni ti lauri in matematica, quindi già questa cosa ed è una cosa bellissima, no? Perché comunque è un'altra di quelle materie ostiche che un po' fa paura, ma contestualmente però studi al conservatorio. Sì. Dà fastidio un po' parlare di enfant prodige o meglio, però probabilmente nascevi con l'intenzione di voler di animare, no, e alimentare queste due grandi passioni, dove c'è anche una grande correlazione, no? Da una parte i numeri che trovano nell'arte, nella musica in particolare, ma nel teatro, in tutte le forme d'arte, trovano una grande applicazione. Sì. Raccontaci di questo tuo viaggio strambo che segui, no? Sì, è un po' funambolico, perché è chiaro che non è facile conciliare tutto, però i punti di contatto ci sono. Adesso, proprio per seguire questo tuo suggerimento di una conversazione che non sia formale, che sia, come dire, molto, come dire, semplice. Allora, è indubbio il fatto che un collegamento tra matematica e musica ci sia, e anche chi non è musicista e chi non è matematico, vuol dire, può capire questo legame, perché sicuramente la musica significa ritmo, significa precisione, significa dei tempi, delle divisioni di note, dei valori che sono matematici. Bach poi ne è un esempio, probabilmente è l'esempio assoluto, perché Bach addirittura nelle sue costruzioni con le fughe a 2, 3, 4, 5 voci, parlo non solo di composizioni per clavicembalo, ma parlo di composizioni, diciamo, tutte le composizioni che lui ha creato, lui utilizzava praticamente degli strumenti matematici, perché faceva le inversioni, le simmetrie, i ribaltamenti, cioè con le voci giocava matematicamente. Senti, quanto ti ha aiutato, laureandoti così proprio giovanissima, no? Poi quindi c'è stata tutta quanta la carriera che hai fatto fino ad arrivare all'università da studente ad altro, insomma siamo passati nella fase oltre che successiva, perché tanti sono i perfezionamenti, ma nel contempo, no? Dovevi necessariamente, perché la musica è grande esercizio. Esattamente, è proprio quello il punto. Disciplina, io direi disciplina, ordine, disciplina e pazienza. E l'ordine, la disciplina e la pazienza servono anche per la matematica, perché la matematica non si può imparare saltando dei passaggi, saltando degli argomenti, è una costruzione che si fa lentamente, come quando si costruisce una casa, si deve partire dalle fondamenta e poi si procede piano per piano. Quindi la matematica e anche la musica hanno questo sicuramente in comune. Io l'ho vissuto sulla mia pelle proprio, cioè questa capacità altissima di concentrazione, la necessità
che poi avviene automaticamente, di concentrarsi e di stare, di lavorare con metodo, con pazienza, aspettando con pazienza i risultati. Io ricordo quando studiavo in conservatorio, ero piccolina, sono entrata in conservatorio che avevo 9 anni. Hai fatto tutto un po' prima, diciamo. Non lo so, ho fatto tutto, boh, non saprei. Vabbè, come era giusto, insomma. Come era con i tempi giusto, giusti. forse, non so. E ricordo che aspettavo proprio con trepidazione il momento in cui il mio maestro mi avrebbe poi detto che potevo usare il pedale, perché, come dire, quello sarebbe stato già per me Il passo un successivo. passaggio. E quindi io aspettavo e pazientemente Ma c'è una lavoravo. c'è una grande letteratura, no? Ma, anche da un punto di vista poi cinematografico, del racconto, teatrale, che alimenta un po' questa follia creativa, no? Tra i numeri, tra l'essere matematico e l'essere un po' artista, perché comunque l'artista ha bisogno di questo, di perdersi nell'estro creativo, di cercare la perfezione in quello che fa. Cioè, c'è anche, al di là dei numeri, lo stesso tipo di applicazione, no? Nel senso di cercare, capire, suonare sia fuori che dentro, insomma, perché i risuonatori, anche per un pianista, ritengo che il suono ti arrivi proprio dentro. Certamente, è chiaro che questo collegamento c'è anche con le altre arti, voglio dire, anche le arti visive, arti figurative. Tutto, certo, Certo, è chiaro che il c'è, tempo è fondamentale in tutto. che c'è in tutto, ma non solo, anche in alcuni, diciamo, pittori contemporanei o, diciamo, moderni contemporanei, c'è l'uso della molto l'uso della geometria, delle dimensioni, certo. tre dimensioni, gli spazi, la prospettiva. È chiaro che quello c'è. Certo, la musica forse, certo, lo dico da musicista, ma insomma la musica sicuramente è speciale perché nella musica si assomma una serie di emozioni innanzitutto, il desiderio sicuramente di trasmettere, che è comune a tutte le arti, però certamente come il musicista quando suona in concerto suona non per se stesso, ma suona per il pubblico. Allora facciamolo così, senza fronzoli. Proviamo, visto che hai parlato di emozione, a regalare un altro po' di emozione a chi ci sta seguendo da casa. Regalaci qualche altro po' di musica, suonato direttamente da te. Siamo a Proscenio, in attesa che Ingrid raggiunga il pianoforte. Dedichiamo questa trasmissione a Ingrid Carbone e in particolare a quello che poi sarà l'evento del 23 maggio, dove con l'orchestra Sound If all'Università della Calabria ci sarà questo concerto su Bach e Vivaldi. Nel frattempo, ancora note che arrivano dalle mani di Ingrid Carbone.
proviamo con queste note ad accarezzarvi intanto l'anima assieme alle orecchie, ovviamente, perché vi arriva forte il suono, questo suono straordinario, dalle mani di Ingrid Carbone, che oggi è qui con noi in questa puntata di Proscenio, che è dedicata a lei, ma che è dedicata anche a un progetto che verrà concretizzato il 23 maggio prossimo alle ore 17 presso il Teatro Auditorium dell'Università della Calabria, e che vedrà protagonisti, oltre a Ingrid Carbone al pianoforte, un'orchestra giovanile che è la Soundif. Parleremo e continueremo a approfondire anche su di loro, perché c'è un ragionamento importante. A 21 anni la laurea, a 19 Ingrid Carbone finisce gli studi del conservatorio, e in quella che si legge che le sue note, insomma, da curriculum, cita questo suo primo maestro, che è Francesco Monopoli, che l'ha seguita in questa prima parte del percorso, perché poi da lì in poi quanto è importante dedicarsi allo studio, cioè la vita di un artista in generale, che possa essere teatro, cinema, musica, non si finisce mai, in generale nella vita non si finisce mai di imparare, ma un artista deve tenere sempre l'attenzione molto alta rispetto ad esercitarsi, ad avere voglia di studiare, a capire linguaggi anche nuovi e confronti con i maestri. Cosa succede dai 19 anni in poi? Raccontaci, prima di arrivare alla Libra Grand Prize a New York, alle tournée, prima di quello. Allora, sicuramente fondamentale è stata la formazione in conservatorio, perché senza la formazione che ho avuto non avrei potuto ottenere poi, diciamo, i risultati che ho ottenuto in futuro, successivamente. Sicuramente dopo i 19 anni inizia un periodo anche di confusione per me, perché la matematica da una parte, la musica dall'altra, l'idea di una carriera concertistica dall'altra parte. Avevo già vinto una borsa di studio alla Sapienza, da giovane laureata, quindi inizio questa, diciamo, cerco di portare avanti nella maniera migliore possibile entrambe, diciamo, seguire entrambe le strade. E quindi inizia una ricerca innanzitutto diciamo, di musicisti di valore con i quali poter, come dire, continuare a perfezionarmi e ad approfondire, perché, come dicevi giustamente, la base è stato il conservatorio, ma nella musica sicuramente non si finisce mai, cioè è una ricerca continua, anche perché le capacità tecniche ed espressive cambiano col tempo, si affinano con l'età. La maturità non si ha a 18 anni, a 19 anni, diciamo. Fa parte appieno, ed è come la vita, è l'arte dell'incontro, no? E quindi nell'ambito della formazione è fondamentale. Io adesso poi arrivo rileggendo, ricordando, perché ho questa forma di memoria fotografica che mi arriva anche dal teatro, ma io leggo uno dei pianisti che adoro in assoluto, che è Burato, con il quale ti sei confrontato. Mi piace questa sua energia straripante. Burato è stato sicuramente determinante nella mia vita, l'incontro, perché poi la vita è fatta anche di circostanze, è fatta anche di incontri. Quello sì. No? Perché io mi ero dedicata molto all'università, mi ero dedicata moltissimo alla musica da camera, avevo suonato per tanti anni con un violinista calabrese molto molto valido, Eugenio Perete, e poi c'è stato questo incontro quasi casuale con Cristiano Burato, il quale ha insistito moltissimo perché io, come dire, ricominciassi e riscommettessi su me stessa, su una carriera, diciamo, concertistica solistica. Burato è un pianista, uno dei pianisti di spicco, diciamo, uno dei pianisti più famosi della sua generazione. Lui ovviamente aveva visto bene, e io, che sono una che accetta le sfide, accetta le scommesse, mi sono messa in discussione, mi sono rimessa anche perché fa un po' paura che uno come Burato ti dice di cominciare la carriera da solista, quindi vuol dire che in un certo qual modo bisogna accettare una sfida, perché mica te lo dice
il tuo vicino di banco, insomma, è uno, io e te ci siamo reincrociati al concerto di Burato l'anno scorso. Alla Luciani Prize, al premio Come Luciani. no, è stato lo Serate scorso ottobre. emozionantissime. È un pianista che regala delle emozioni straordinarie e quindi mi sono rimessa in gioco, ho accettato questa scommessa, devo dire che appunto a me piacciono le sfide, mi sono rimessa in gioco e sono riuscita a conciliare anche con il duo violinistico per un po', dopodiché mi sono resa conto che non potevo più, 3 cose, cioè università, pianoforte e duo, non erano conciliabili, quindi ho dovuto lasciare almeno per ora la musica da Cambia camera. completamente la dinamica di una carriera da solista. È completamente diversa, è completamente diversa. Che però paradossalmente secondo me, o poi correggimi se sbaglio, diventa anche più impegnativa. È più impegnativa per molti punti da molti punti di vista, e anche perché per via del fatto che la competizione è maggiore. Ovviamente la competizione è maggiore, però le soddisfazioni che sto avendo anno dopo anno mi spingono a continuare, ad andare avanti e questa è la mia maniera di comunicare, la mia maniera di esprimermi, così. Io comunico in apertura con delle tue altri. bio tu segnali, e ci tieni, certamente questa tappa di New York, no? Con la Ibla Foundation Sì. e questi premi che si sono ripetuti negli Negli anni, sì, sono un passaggio fondamentale, ma ne parliamo dopo. Quello che volevo dirti è che c'è un momento strambo per questa nazione, no? Perché è una nazione che dovrebbe un po' fare più leva sulla cultura e quindi investire su quello che può certamente dare una mano per uno sviluppo anche socio-economico importante. E la cultura però viene sempre più vessata, perché tanti sono i tagli, le difficoltà, i cambiamenti di regolamenti. Quali sono le differenze che tu invece riscontri quando ti capita di andare a suonare all'estero? È completamente diverso suonare all'estero e suonare in Italia, perché il paradosso è che l'Italia, che poi è la patria dell'opera, dovrebbe essere la patria della musica, è un paese nel quale la musica, parlo della musica ovviamente classica, ha un ruolo marginale, mentre fuori la musica è, la formazione musicale ha, come dire, pari dignità di una formazione umanistica, della formazione scientifica, e nelle scuole si dà valore, il pubblico è diverso, cioè quando si va all'estero le sale da concerto sono sempre piene. Non voglio interromperti, però ripartiamo da qui. Questo rapporto con la formazione è importante perché sulla formazione c'è anche da discutere per quello che può essere importante per la nostra nazione, per questa regione, per il territorio, i progetti di formazione sul pubblico. Facciamo un attimo di pausa, ricominciamo ovviamente in studio con la musica di Ingrid Carbone e poi proseguiamo in questa nostra chiacchierata che ci porterà in questa data, il 23 maggio prossimo, al Teatro Auditorium dell'Università della Calabria. A tra un poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Siamo in quella terra di mezzo che accompagna, certamente, non divide ma unisce il fare spettacolo dal vivo, il promuovere e produrre cultura e il pubblico. E quindi in questo spazio ideale c'è Proscenio con questa puntata dedicata in particolar modo a una nostra amica, una vostra amica, ad un artista importante per questo territorio, ma è un artista importante nazionale e anche internazionale, che si chiama Ingrid Carbone, che ha fatto tra i tanti incontri un incontro con un'orchestra giovanile che è già stato specificato, non vuol dire un'orchestra di ragazzini o di semiprofessionisti, ma un'orchestra con professionisti giovani. Ci sono anche dei premi Under 35 per questa orchestra che nasce in Puglia e che nasce da un progetto preciso. E questa è la parte di conversazione che voglio virare coinvolgendo Ingrid, perché parliamo un po' di Soundif, perché prima parlavamo di quanto poi sono importante, quale, rispetto alle sue esperienze di viaggio all'estero, quanto venga considerata importante la cultura, la promozione, la formazione in ambito musicale, nel caso specifico e quindi nel suo caso, e quanto poi ci sono i governi che investono, perché questo poi può essere un propulsore importante per la crescita complessiva sociale di un territorio, di una nazione e quindi anche di un popolo. Abbiamo degli esempi vicini come Calabria, come quello della Puglia, e quindi in questo caso Soundif con diversi impegni che nell'ultimo, diciamo, quasi ventennio la Puglia ha preso, decidendo che le grandi crisi economiche, gli spettri delle tante fabbriche, di quello che poteva essere un potenziale sviluppo economico, hanno lasciato soltanto diciamo, dispiaceri e lutti dietro, quanto invece una terra che come la nostra può basare uno sviluppo su le risorse naturali, sulle risorse museali, sui grandi artisti, perché noi siamo una terra, ovviamente, stando in mezzo a questo Mediterraneo ricchissimo, ricca di tradizioni, di grandi storie, ma anche di estro e di estro musicale. Quindi Soundif, il tuo incontro, perché tu hai questo legame particolare con la Puglia. Sì, innanzitutto Francesco Monopoli, che è il maestro con cui ho completato i 10 anni di conservatorio, è un pianista pugliese. E lì io, subito dopo, famosi 19 anni, dopo il diploma, sono andata per un corso biennale di perfezionamento. E lui è il direttore artistico di un'associazione molto importante che ha risonanza non solo in Puglia, ma è una risonanza internazionale. Tanto per fare un esempio, organizza da circa 30 anni un concorso pianistico internazionale, quindi è un'associazione diciamo, molto conosciuta, e la Soundif, l'orchestra Soundif, collabora anche con l'associazione Curci, si chiama, questa associazione Curci, il cui direttore artistico è appunto Francesco Monopoli, e, essendo io, come dire, conosciuta, avendo vissuto, tra l'altro, io ho vissuto a Bari, tra l'altro questa mia vita parallela, io ho vinto il concorso da ricercatore a Bari. Tra le tante cosucce che hai fatto, insomma, anche a Bari. E quindi io ho vissuto a Bari per quasi 5 anni e ho fatto la ricercatrice lì, di matematica, ricercatrice di matematica, e contemporaneamente portavo avanti diciamo, questa mia passione, e questa orchestra mi ha contattata, mi ha proposto questo concerto, che poi tra l'altro non si terrà soltanto da noi, ma si terrà anche in Puglia. È chiaro che la Puglia ha un'attenzione particolare nei confronti della musica. D'altra parte io penso che, come dire, un turista oggi, diciamo, di media-alta cultura non si limita soltanto, quando fa una scelta, a cercare un posto dove c'è la bella spiaggia, fare il bagno, non voglio interromperti, però voglio darti una possibilità, perché hai un ruolo importante, nel senso che intanto è un ruolo importante dal punto di vista sociale, perché insegni dentro l'università ed è già di per sé una grande responsabilità, e l'altra responsabilità non meno importante è quella di produrre, disseminare, diffondere arte in giro per il mondo, anche partendo dall'Italia. C'è questo esempio della Puglia, che poi a un certo punto si è resa conto che bisognava reinvestire, ricominciare dalla cultura per promuovere
anche il turismo e le risorse naturali. Sì. Se tu potessi dire qualcosa a chi ci governa in questo momento, no? Di quanto sia importante una manifestazione come Puglia Sound, che ha prodotto parallelamente e ha aiutato e sostenuto le formazioni giovanili, ma anche i gruppi, la musica classica così come la musica pop, la valorizzazione dei festival, creata addirittura una fiera della musica, Medimex, che è importante. Cioè, visto che stai dentro, ma che comunque stai, perché in ogni caso la tua vita è connotata dall'impegno nella cultura, no? Sia come docente universitario che come musicista. Cos'è che un messaggio che senti di lanciare? Ecco, quello che manca, quello che io sento e che manca è proprio l'attenzione nei confronti della divulgazione, diciamo, dell'arte. Se io parlo della musica posso aggiungere anche l'architettura, posso aggiungere ogni altra forma di cultura. Abbiamo una regione ricchissima, una regione che ha, come dire, dei paesaggi unici in Italia, che ha delle risorse straordinarie, dei talenti straordinari che poi trovano purtroppo, come dire, spazio più fuori regione che dentro la regione. Cioè, con tanti finanziamenti che arrivano, forse la scelta potrebbe essere mirata e destinata in maniera un pochino, potrebbe essere un po' più oculata. Perché non valorizzare, per esempio, tutte le risorse architettoniche e archeologiche che noi abbiamo nella nostra regione e abbinare, come si fa in Puglia, per esempio, e non solo in Puglia, diciamo, valorizzare parti di territorio, paesi quasi abbandonati che però hanno delle risorse, come dire, culturali straordinarie, e non organizzare per esempio degli eventi, la musica in piazza, in una piazza un concerto, in una chiesa un altro concerto, anche contemporaneo. Ci sono gli anche esempi ogni lampanti, giorno. perché noi abbiamo, dicevamo prima a microfoni spenti, il cambio di marcia immediato che ha dato un po' ai paesi del sud. Adesso anche la Campania con il Napoli Teatro Festival sta cambiando un po', ma per prima la Basilicata, che diciamo che è microscopica, ma da quando ha cominciato, no, a utilizzare le risorse che sono infinitesimamente piccole rispetto alla Calabria, ma dell'Extentation of Christ di Scorsese, cioè, è diventato questo set a cielo aperto e tantissime produzioni sono interessate. La Puglia fa da eco e comincia a volturare, quindi a cambiare la destinazione d'uso delle masserie abbandonate. Cioè le masserie abbandonate, come per esempio in Calabria potrebbero essere i vecchi caselli dell'ANAS, adesso mi viene una cosa a cui non avevo nemmeno pensato, o tantissimi insediamenti, tantissimi, tutti questi spazi che rivivono grazie alla cultura, al produrre cultura, musica, teatro, cinema, chi più ne ha, anche arti visive ovviamente, architettura, perché no, la pittura, che cambiano e danno vita, anche perché mettendoli in rete possono diventare itinerari turistici, no? Noi se pensiamo che viviamo in questo posto straordinario che è la provincia di Cosenza, dove tu in 20 minuti puoi passare dal Tirreno allo Ionio, ma raggiungere uno dei posti più belli del mondo che è la Sila, no? Ritengo che questo sia veramente importante. Io dico che non è tanto una questione dei soldi che mancano, probabilmente bisognerebbe concentrarsi, come le altre regioni hanno fatto, sulla produzione, cioè sul fatto di spendere i soldi producendo, sostenendo la creazione. Esattamente, infatti non comprare e basta. In maniera oculata, e una scelta oculata di questo genere avrebbe un doppio, almeno mi viene in mente, almeno un doppio effetto. Uno, ovviamente, avrebbe l'effetto di, come dire, coinvolgere un po' di più i calabresi stessi e quindi, come dire, far conoscere loro anche delle forme di arte che magari non hanno avuto la fortuna di conoscere semplicemente così, non ci sono state occasioni, quindi fornire agli stessi calabresi il maggior numero di occasioni possibili di condividere arte, condividere musica, condividere pittura, eccetera. E dall'altra parte sicuramente avrebbe un ritorno da un punto di vista turistico, perché chiaramente un percorso culturale, un turismo culturale, credo che sia forse
la chiave di volta che potrebbe avere. Anche perché, per tornare un po' indietro, quando tu parlavi, quando io ti ho fatto la domanda, si parlava del rapporto con gli altri paesi, no? Sì. E quindi su quello che può essere l'importanza della creazione, la formazione di nuovo pubblico, e che noi in provincia di Cosenza siamo un po' più avvantaggiati, perché comunque c'è una grande tradizione culturale. Tu parti stesso, parlando di musica, Cosenza dal conservatorio, che ha una grandissima tradizione, ma comunque dal fatto che esistono da sempre i teatri un po' diffusi, i posti, le agorà sociali, i punti di aggregazione, dove comunque avvengono dei fatti culturali, così come i cinema. Probabilmente bisognerebbe ripartire anche da un riequilibrio dell'offerta territoriale, anche relativamente ad alcuni spazi, perché è vero, ripartendo dai luoghi turistici che possono essere utilizzati anche in tal senso, no? Le zone archeologiche, e lì si potrebbe fare un ragionamento proprio di rilancio della Ma come no, produzione poi tra culturale. l'altro abbiamo una stagione estiva che ci consentirebbe di utilizzare anche le aree archeologiche, cioè quindi spazi all'aperto che altre regioni d'Italia magari non possono neanche pensare di poter fare, quindi noi potremmo utilizzare per 4-5 mesi, potremmo avere una programmazione anche lunga, estiva, e unire la musica, l'arte, far scoprire dei posti che forse gli stessi calabresi neanche conoscono, e sicuramente darebbe anche ai giovani delle occasioni concrete per conoscere, perché quello che non si conosce, come dicevo all'inizio, magari spaventa. Certo, è chiaro. No, il fatto di non sapere, di considerarlo, o magari considerare come dire, qualcosa di nicchia. Sai cos'è? Infatti quello è sbagliato immaginare o pensare che le forme d'arte nel quale poi ci ritroviamo a lavorare siano elitarie. Non è vero nulla. Non è così. Non è fatto vero. Non è così, Sono per non è così. tutti. Anche perché quando si suona in concerto, qual è la percentuale di musicisti che ascoltano presenti al concerto? Il concerto è per tutti, nell'uditorio c'è di tutto, ci sono i musicisti, che sono pochissimi, ci sono amanti della musica, sicuramente ce ne sono, ma ci sono anche persone che saltuariamente si recano al teatro, quindi la musica non è per pochi, la musica è per tutti. Come dire, il punto di forza della musica è che è trasversale, arriva a tutti, non ha barriere di nessun tipo, non ha confini. Io con la stessa musica mi esprimo ovunque, mi faccio capire ovunque nel mondo, e arrivo a tutti. La musica deve poter arrivare a tutti perché deve produrre delle emozioni. Senti, ti diamo questa opportunità, quindi proviamo a entrare nel vivo di questo appuntamento. Sì. Il 23 maggio, il luogo è il teatro, perché bisogna sempre partire dallo specifico. Intanto è aperto a tutti. È aperto a tutti. Ed è importante perché in questo caso ci può essere una di quelle situazioni di cui tutti parlano, un po' i politici, no? L'integrazione culturale. Parte dall'Università della Calabria, perché intanto questi teatri che noi abbiamo servono a questo, sono l'anello di congiunzione tra ciò che è stato questa università che per decreto parte nel 68, diventa una grande opportunità per i calabresi, per coloro i quali le classi meno abbienti, popolari, possono cominciare ad avere dei figli laureati, e quindi diventa una cosa importante. E all'interno questa formula del campus sviluppa la possibilità che ciò che si studia deve essere necessariamente esteso anche al territorio circostante. I teatri all'interno. Questo appuntamento è il 23 maggio, che è una lezione concerto per gli studenti, e parleremo anche del tuo collega che è Egidio Pozzi, che lavora al DISU, al Dipartimento di Scienze Umanistiche, nella fattispecie si occupa di musica. Questo concerto che è aperto però pure al territorio, quindi c'è la possibilità di incontrare degli studenti su una lezione concerto su Bach e Vivaldi. Entriamo nel vivo di questo appuntamento. Appunto è aperta a tutti, non è una lezione riservata, e quindi io mi auguro anche che, per esempio, studenti di conservatorio, oltre a altri studenti e colleghi dell'università, ma anche gli studenti di conservatorio, sicuramente sono i destinatari di un evento di questo genere, ma ovviamente parlando di musica è chiaro che la musica classica, chiunque, diciamo, è chiaro, può essere interessato all'evento, ma è del particolare la situazione perché è un'orchestra d'archi
quindi è un'orchestra di organico, diciamo, contenuto, e quindi non è adesso, non arriva un'orchestra di 50 elementi che potrebbe spaventare, chissà che cosa sta arrivando, no, sono tutti sono violinisti, violisti, violoncellisti, eccetera, e col pianoforte, che certamente non è lo strumento per il quale è stato scritto, perché Bach ha scritto per clavicembalo ovviamente, ma con il pianoforte ci saranno 2 concerti. Sono 2 concerti di Bach, concerto in re minore e concerto in fa minore, che sono probabilmente tra i più belli che Bach ha composto. E questo nella prima parte. E nella seconda parte del concerto invece si esibirà soltanto l'orchestra, io non più, che eseguirà 2 concerti per orchestra d'archi, diciamo, di Vivaldi. E la musica di Bach e la musica di Vivaldi, anche se è lontana cronologicamente da noi, ma è di un'attualità e di una bellezza, di una, diciamo, anche diretta nella trasmissione, cioè arriva, non richiede, diciamo, sicuramente non è musica contemporanea che richiede magari un certo allenamento, un'abitudine, eccetera. Cioè bisogna abbandonarsi. Che va seguita. Ieri sono stata, infatti, mi sono così presentata alla classe del collega di Egidio Pozzi, agli studenti che sono i principali destinatari dell'evento, e ho detto questo: la maggior parte di voi non ha mai avuto l'occasione di assistere a un concerto di musica classica. Venite, ascoltate, cercate di, come dire, farvi trascinare, diciamo, dalla musica e dalle emozioni che la musica vi dà. Bene, allora noi siamo con i tempi stretti perché sembra tantissimo il tempo. Quando parlavamo a microfoni spenti avevamo questo blocco da 50 minuti, diciamo, cosa ci raccontiamo? Ci siamo raccontati tantissime cose, abbiamo fatto un bellissimo viaggio assieme a Ingrid Carbone, abbiamo parlato di cultura, di sviluppo, abbiamo parlato di Soundif, abbiamo parlato di questo avvenimento che io devo necessariamente, per dovere, soprattutto ricordarvi che Bach e Vivaldi, lezione concerto sulla musica dell'epoca barocca. L'appuntamento è il 23 maggio al Teatro Auditorium dell'Università della Calabria con inizio alle ore 17. Noi ovviamente, fino all'esaurimento dei posti, vi invitiamo perché scommettiamo che sarà una cosa che vi piacerà tantissimo, soprattutto avendo avuto la possibilità di incrociare oggi in questo nostro studio, in questa nostra puntata di Proscenio, la protagonista che è Ingrid Carbone. La salutiamo, la ringraziamo. Grazie. E soprattutto per chiudere in maniera positiva ti chiediamo di accompagnarci in questo nostro commiato di questa puntata in musica. Grazie allora, di essere stata con noi. sono io che invece ti ringrazio, e a questo punto forse anche per, come dire, far capire a chi ci ascolta che è veramente così, che la musica non deve spaventare e Bach non deve spaventare, io vi farei sentire magari un po' l'inizio di uno dei 2 concerti, così Grazie. per familiarizzare con la musica che, dopo aver seguito all'inizio Villa-Lobos e dopo Scarlatti, io penso che forse un'introduzione così potrebbe essere così, anche utile. Grazie tante, spero di rincontrarti presto. Grazie. Grazie.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.